Con questo focus si conclude la carrellata di video che abbiamo dedicato alla congiuntura del settore agroalimentare veneto nel 2021. Concludiamo con il dottor Renzo Rossetto, che abbiamo già incontrato comunque, referente dell'Osservatorio Economico Agroalimentare di Veneto Agricoltura. Com'è andato il comparto agroalimentare veneto nel 2021 in generale? Nel complesso il valore della produzione del settore agricolo è aumentata e ha raggiunto i 6,4 miliardi di euro, con una crescita di circa il 2,9% rispetto all'anno precedente, secondo le ultime stime Istat. È stato un lento ritorno alla normalità dopo l'emergenza del Covid che aveva caratterizzato il 2020 ed è stato caratterizzato soprattutto per il generale miglioramento dei prezzi di mercato, perché invece dal punto di vista dei quantitativi prodotti le gelate primaverili, diciamo, le alte temperature e la siccità che hanno caratterizzato l'estate hanno penalizzato le coltivazioni, soprattutto quelle frutticole, il cui valore della produzione è diminuito di oltre il 15%, mentre gli allevamenti tutto sommato sono andati bene e hanno chiuso con un incremento di valore attorno al 5,6% e rappresentano circa 2 miliardi di euro sui 6,4 complessivi. Passiamo alle imprese e agli occupati. Beh, sulle imprese c'è da sempre, da anni, una continua riduzione del loro numero e nel 2021 sono scese sotto alle 61.000 unità, con una riduzione del 0,7% e caratterizzata soprattutto dalla riduzione delle ditte individuali, che appunto sono scese dell'1,5% e si contano circa 48.500 unità, poco meno. Al contrario, sono in continuo aumento le società di persone e le società di capitali che nonostante rappresentino poco meno del 20% delle aziende agricole venete, vedono continuamente crescere la loro numerosità e sono aumentate del 2% circa le società di persone e del 3% circa le società di capitali. Per quanto riguarda gli occupati invece, ecco qui bisogna dire che nel corso del 2021 è cambiata la metodologia di rilevazione dell'Istat e questo può aver influito sui risultati delle stime. Quello che emerge è una forte riduzione del numero di occupati in agricoltura in Veneto, che è sceso a circa 61.000 addetti, con un calo del 16% circa. È un dato in controtendenza con il dato nazionale e anche con il dato generale dell'occupazione che riguarda tutti i settori. A dire la verità, l'agricoltura è sempre stata un comparto rifugio quando l'economia generale va male aumenta l'occupazione. Quindi da una parte può essere plausibile un calo, perché invece adesso siamo in una fase in cui l'economia si sta nonostante gli ultimi episodi che riguardano la guerra in Ucraina e le tensioni a livello mondiale, ma si sta cercando è in ripresa rispetto al 2020 in cui aveva avuto uno shock legato al Covid e quindi è spiegabile una riduzione nell'occupazione in agricoltura. A favore di questo ci sono anche i dati di Veneto Lavoro che riguardano specificatamente il Veneto e sono in calo le assunzioni che sono scese sotto i 73.000 unità nell'anno e mentre sono in crescita le cessazioni di posti di lavoro e con una perdita del saldo occupazionale complessivo. Chiudiamo con il commercio con l'estero, ricordando comunque che il report è scaricabile, è disponibile sul sito di Veneto Agricoltura. Allora, il commercio con l'estero è andato da una parte bene, nel senso che dopo le limitazioni del 2020 sono riprese sia le importazioni che le esportazioni. Quindi ad esempio le importazioni sono risalite del 14% a circa 7,6 miliardi di euro e le esportazioni sono aumentate anche esse ma di una percentuale inferiore e hanno raggiunto i 7,7 miliardi di euro.
Alla fine il saldo positivo della bilancia commerciale con l'estero del settore agroalimentare è stato positivo di circa 106 milioni di euro. Ma questo non è un dato completamente positivo perché negli anni precedenti, negli anni scorsi, il saldo positivo era stato molto più alto, quindi è stato un saldo positivo ma in calo e si è più che dimezzato rispetto al 2020.